Non è certamente una buona notizia per gli automobilisti quella che arriva dai caselli delle tratte autostradali venete. Con l'aumento dell'IVA al 22% decretato dal governo dal 1 ottobre scorso, anche i concessionari autostradali non hanno perso tempo nell'adeguare le tariffe alla nuova tassazione. Peccato però che gli aumenti dei 5 concessionari veneti sfiorino anche il 7%, andando così ad infliggere un ulteriore colpo ai consumi delle famiglie, che già non godono di buona salute. Il rialzo delle tariffe è stato calcolato in base alla norma sugli arrotondamenti del Ministero dei Trasporti e questo ha portato così ad aumenti ben superiori a quelli dell'IVA. A primeggiare c'è la tratta che va da Spinea a Padova Est, che passa da 1,50 a 1,60 euro con un aumento del 6,7%. Aumenti anche per la Padova Est Mestre da 3,20 a 3,30 euro, mentre la Venezia Est San Donà di Piave passa da 3,30 a 3,40 euro. Non c'è pace dunque per gli automobilisti che utilizzano le autostrade, che ai caselli si troveranno di fronte ad un ulteriore salasso.